Allora, tanto noi stavamo chiacchierando Facciamo le birichine. Un mondo di storie, molto affascinante. Allora, però chiariamo anche quel punto lì che ci è stato chiesto, web e realtà. Cosa succede nel mondo web? Che differenza c'è tra il vostro web, che è una specie di vetrina, e quello invece su quali tanti prendono delle belle sonore batoste e restano freddati lungo il percorso? Allora, intanto nel mondo del web quasi sempre la sede legale è all'estero. Ecco. E questa, se sembra una sciocchezza per chi non è del settore, ve lo dico io che c'è una grande differenza tra lo stare in Italia e avere la sede all'estero. È come dire per il cibo che in Francia sono ammessi un sacco di pesticidi che in Italia sono vietati. Allora perché noi preferiamo le patate italiane piuttosto che quelle francesi? Perché quelle francesi sono inquinate e quelle italiane sono più buone, hanno meno pesticidi. Stessa cosa dicasi per il discorso del web. Quando la banca dati è all'estero sono permesse molte cose che in Italia non sono permesse, per esempio il discorso dell'anonimato e della privacy. Quindi nel momento in cui una persona entra nel web inteso come sede all'estero, i propri dati possono essere venduti, ceduti. In questi siti, sì, in tutti i siti web, in tutte le chat, ecco, diciamole, certo, chiamiamole col nome che hanno, sono dati che possono essere tranquillamente venduti, ceduti, prestati, messi in qualsiasi posto perché non hanno un discorso di anonimato come c'è per legge in Italia. Quindi già il fatto di andare nel web e non sapere poi dove vanno a finire i nostri dati, insomma, non è proprio una cosa carina. Poi il web non c'è, essendo anche ancora una volta all'estero la responsabilità, non sappiamo manco la lingua, a volte non sappiamo, non c'è quasi mai un numero dove rivolgersi, non si può fare niente, insomma, quando si è sul web e accade qualcosa ce la grattiamo, ce la teniamo e basta. Nessun tipo di garanzia. Ecco, nessun tipo di garanzia, assolutamente. Anche sugli incontri che vengono fatti? Per cui sugli una persona incontri, ma anche vuole. sulla veridicità dei dati, anche sull'aspetto che la foto sia veramente appartenente alla persona, sul fatto che la zona sia quella giusta, che quello che dice sia vero, veramente non c'è nessun filtro. Veridicità dei dati, vi è mai stata contestata a voi invece questo? Voi che lo ripetiamo ogni volta perché tanto ripetita Juvante, perché tante volte le persone ascoltano pezzi di trasmissione, voi avete tutta una serie di persone, vostre collaboratrici preparate, formate eccetera, che lavorano sui dati delle persone, cioè con delle domande, dei questionari, certo, un colloquio, quindi tutto è controllato con documenti depositati eccetera. Sì. Ma può succedere questo? Si è verificato? Come viene risolto? Ma in genere ci sono cose un po' così che fanno sorridere, può essere chi bara, che ne so, magari la donna che bara nel peso, dice qualche chilo in meno, qualche centimetro in più di altezza, sì, ma sono cose veramente innocenti, perché per il resto non ha tanto senso che una persona che venga da noi non dica quello che cerca veramente e non dica quello che veramente è, perché rischierebbe solo di incontrare le persone sbagliate, quindi non ha proprio senso. Si aprono molto. Più sincero una persona è, sì, più ma opportunità può avere. Quando vengono da noi lo sono perché hanno fatto una scelta, hanno scelto di cambiare in meglio la loro vita, e per cambiare in meglio la propria vita, se cominci a raccontare balle cambi ben poco. Non finisci più, assolutamente. No. Quanti sono gli incontri, tanto stanno arrivando i messaggi, che normalmente uno compie, deve aspettarsi di fare per trovare la persona giusta? Carissima Valeria, ho letto la tua intervista ed è stato davvero un piacere leggerti, la tua storia mi ha fatto commuovere, magari il libro forse? No, ci sono anche tante interviste che pubblico nei giornali o nelle riviste, sì, ci sono, anche su Donna Moderna, su Vanity Fair, sì, su Victoria, su tante.
La storia della sua vita. La storia della mia vita, oppure le storie che le persone iscritte ci autorizzano a scrivere, magari cambiamo il nome e ci autorizzano a scrivere come situazione di vita con una conclusione felice dopo magari aver passato delle sofferenze o delle traversie, quindi che servono di sprone agli altri. No, questo è anche molto molto bello, si possono scrivere, fare dei film, Io potrei scrivere un'enciclopedia, credo. Sì, tra l'altro è una cosa che mi piace tantissimo, quindi io faccio proprio il lavoro più bello del mondo. Quando il lavoro piace lo si fa col Sì. cuore, ci si mette passione, lo si trasmette assolutamente anche agli altri, quindi questo secondo me è anche percepito. Ciao Valeria, auguro a tutti i single tanta felicità, a noi va molto bene, grazie, quindi questo è un successo di qualcuno che ha trovato. Ecco, vediamo per esempio che molti non mettono il nome, probabilmente è proprio per un pudore, perché comunque scrivendo in televisione, sapendo che tante persone seguono, magari non si firmano. Beh, infatti quello può anche essere. Ma poi ce lo raccontano al telefono, perché poi quando io ritorno in ufficio trovo la mail, trovo le telefonate, ero io quella che ha scritto. A proposito, devo fare una parentesi, abbiamo una bella donna 45enne alta, è veramente una bella donna, ma è semplice caratterialmente, che cerca un uomo alto 1,80, 1,82 e che non si faccia problemi ad avere una donna alta vicino. Beh, ma alta non è alta 1,80 m, ma è 1,75 m, 1,76 m. Ma usa i tacchi. Quindi è molto femminile, è una bella donna, è molto femminile, ama l'eleganza, ama i tacchi. Per lei non è un problema l'altezza, nel senso che lei è separata, aveva un ex marito che era più piccolo di lei. L'importante è che non se lo faccia l'uomo questo problema. Ecco. Ma io vedo tante coppie al contrario adesso, non so se sia una tendenza, ma ancora uomini si fanno questo problema? Ci sono, sì, è una cosa penso ancestrale, che l'uomo dovrebbe proteggere la donna e quindi anche in senso figurato dovrebbe essere più alto per poterla abbracciare, proteggere. Però ci sono uomini che hanno superato brillantemente questa cosa e quindi non si fanno nessun problema ad uscire con una donna che è di pari altezza o anche qualche centimetro in più. Quindi noi siamo alla ricerca di tutti questi uomini per presentare a loro una bella donna 45enne libera, senza figli. Di che zona? Cioè, ha chiesto una zona particolare? No, questa signora si muove tranquillamente in tutto il Veneto, proprio perché, come dicevamo in altre trasmissioni, quando non si hanno figli si ha più tempo e più possibilità anche di spostarsi in senso chilometrico. Però sei iscritta da poco, penso, perché comunque, sì, da poco, sì. Quindi lanciamo l'appello. È una new entry. Tra l'altro ti mando un bacio, se mi guarda sa tranquillamente che sto parlando di lei, perché ci siamo parlati ieri al telefono e poi mi ha mandato un messaggio e mi ha scritto: grazie Valeria, so che tu fai i miracoli. Beh, insomma, non proprio così, però ce la mettiamo tutta. Ecco, quindi questa è un'altra cosa anche molto importante. Per quanti, l'avevo chiesto un po' prima, quanti incontri in media bisogna fare? Quindi aspettarsi, perché poi anche questo le persone pensano che c'è chi al primo incontro, chi dice ne farò 20, cioè, ma in genere cosa succede? È un azzardo dire il numero di incontri, perché ci sono persone che hanno la fortuna di essere nel posto giusto al momento giusto e quindi alcune già al primo incontro trovano e ci salutano e arrivederci e sono felici, pochi. E gli altri, molti entro 2 mesi trovano già la persona, altri hanno bisogno di più tempo, altri magari trovano ma non è condivisa. Gli incontri si fanno da subito, però trovare la persona giusta è qualcosa di più complesso, quindi a volte succede che già ai primi incontri trovano la persona giusta ma magari non è condiviso da tutti e due, quindi c'è uno sì e l'altro no, perciò proseguiamo con gli incontri. Alcuni fortunati trovano già proprio al primo incontro che fanno, trovano, altri hanno bisogno di più tempo, quindi non c'è un numero o una stima, è un po' anche la fortuna di esserci nel momento giusto. Per questo motivo è auspicabile che le persone si iscrivano per un tempo un po' più lungo, perché si hanno più opportunità. Dopo vediamo che cosa sarebbe il tempo lungo consigliabile. Gentile Valeria, ho letto il tuo libro proprio qualche settimana fa.
Devo dire che mi è piaciuto perché trasmette umanità, ciò che racconti mi ha incuriosito positivamente. Per motivi personali devo essere a Castelfranco ogni 15 giorni circa, mi piacerebbe se si può fare un salto nella vostra sede per conoscerti di persona. Costima Gianni. Certo che si può, basta fissare l'appuntamento, perché accade che alcune persone vengono là all'improvviso, suonano e purtroppo siamo già impegnate con altri, quindi per un discorso di privacy ancora una volta non facciamo mischiare le persone. Noi lì a Castelfranco tra l'altro stiamo ingrandendo la nostra sede, adesso abbiamo altri 4 uffici nuovi perché siamo proprio stretti, quindi abbiamo 4 uffici nuovissimi, 2 ce li abbiamo già, perciò sono 6, abbiamo la possibilità di ricevere più persone assieme, però siccome le altre persone fissano l'appuntamento, per correttezza è giusto che ognuno lo fissi, non possiamo far entrare l'ultimo arrivato che poi invece quella con l'appuntamento deve attendere, non è corretto, quindi è possibile sempre trovarci, fissate l'appuntamento così siete sicuri di essere ricevuti con la dovuta gentilezza e anche con il tempo necessario per parlare con voi, altrimenti si devono fare le cose tutte in fretta, no, non è ha carino. senso. Vi ringraziamo per l'opportunità di averci fatto conoscere e di aver permesso della realizzazione del sogno di entrambi e pensando alle vicissitudini della vita, una spruzzata di gioia nei nostri cuori, Vania e Loris. Ah sì, perché questi 2 ragazzi sono molto giovani. Molto giovani? Sì, giovani, insomma 35 anni, su quella fascia lì. Lui in particolare aveva avuto una delusione, per questo diceva delle vicissitudini della vita, aveva avuto una delusione sentimentale che l'aveva segnato particolarmente, quindi una spruzzata di gioia presumo intendessi, perché con questa nuova relazione ha ritrovato il brio che aveva perso. Infatti, con un altro saluto appunto a questi, sono fortunati comunque dai, perché dopo alla fine quando uno trova la persona con cui si trova bene anche... Ma chi cerca trova, quindi se una persona si mette alla ricerca trova, se invece sta a casa e aspetta che scenda dal cammino è un po' difficile. Quanto sarebbe giusto restare iscritti al club di più per darsi un tempo giusto, per non crearsi ansie, false aspettative? Insomma, c'è sempre, come in tutte le cose, come chi dice voglio fare una campagna pubblicitaria, poi pensa di farla in 7 giorni, di risolvere i problemi della propria vita, viene da ridere. No. Ci sono in tutte le cose i tempi giusti, come le terapie per la riabilitazione fisica, quindi sì, perché voi che siete i medici del cuore. Infatti noi a volte quando le persone ci dicono no ma io guarda voglio fare 1 o 2 incontri, allora li mettiamo di fronte all'evidenza, ma se in una vita o comunque in 20 anni di matrimonio o in 10 mesi di fidanzamento o in 2 anni di fidanzamento ti sei accorto poi che non hai trovato la persona giusta, pretendi in 3 incontri di risolvere il problema della tua vita? Cioè bisogna essere anche un attimo realisti, e poi è più facile fare l'incontro giusto se si incontrano più persone e si ha la possibilità di frequentarle più a lungo e quindi continuare a frequentare anche più persone in amicizia, capire i loro veri aspetti, perché tutti siamo belli, bravi quando ci presentiamo al primo incontro, poi bisogna vedere se relazionandosi e frequentandosi ci sono veramente queste basi qua che si avevano mostrato, magari questi pregi che si mostrano così come vetrina e poi scompaiono. Quindi è più facile, se si ha più tempo, riuscire a individuare proprio anche la persona giusta con l'incontro giusto, fermo restando che si mantengono anche le altre amicizie. Che cosa è importantissimo. Allora, è arrivato il momento degli annunci, andiamo in pubblicità nuovamente e poi leggiamo i nostri annunci.